Bella a tutti ragazzi, ben ritrovati in un nuovo video rispetto a mercato, Batman napoletano. Come state? Spero tutto bene. In questo video andremo a parlare di calcio mercato. Ci sono delle notizie, un sacco di notizie direi, riguardante il calcio mercato. Allora io direi di partire subito. Allora, se vi ricordate, io il 17 gennaio vi ho parlato di Olivera, il Nottingham Forest, che il Nottingham Forest stava lavorando per Olivera, no? E praticamente in questo momento vi posso confermare che Olivera vuole trovare più continuità al Napoli, vuole aspettare ma dopo la partita di domenica contro la Juve e se non ritroverà minimo 10-15 minuti potrebbe sbloccarsi un trasferimento in prestito con obbligo di riscatto oppure a titolo definitivo. Vabbè, vi volevo solo riportare questo aggiornamento. Poi Felipe Soiola è un nuovo giocatore del Pisa. Here we go. Poi Carboni è nel mirino dell'Anderlecht. Carboni, cioè, vero, l'Anderlecht lo sta sondando, sta sondando il profilo per capire un poco come posizionarsi bene, se fare un prestito, un obbligo di riscatto, con diritto, titolo definitivo, questo insomma. Poi il Napoli sta provando per Cambiaghi, prova Cambiaghi del Bologna, però il Bologna in questo momento non fa sconti. Il Napoli ha richiesto, essendo che siamo quasi alla fine del calciomercato, aveva richiesto un piccolo sconto di 1-2 milioni di euro, avrebbe accettato anche 500.000 euro, però il Bologna ha detto no, non faccio sconti. E poi oggi sappiamo che col Bologna è sempre stato difficile trattare, trattare con il Bologna. L'abbiamo visto per Ndoye che ora è a Nottingham, l'abbiamo visto per Sambeu che magari ci abbiamo perso quasi un mese e mezzo, da metà giugno a metà luglio più o meno, quindi sarà difficile trattare per Cambiaghi. Diciamo che conta soprattutto la volontà del calciatore. Poi il Pescara è su Brugman. Poi la Roma continua a sondare su Weah. Diciamo che lo sta sondando per l'estate, non per questa finestra di mercato. Gasperini vuole questo profilo per, no, per in questo momento, perché pensa che non può, non può avere tante garanzie, cioè non può dare una grossa mano in questa prima parte di stagione, aspetta l'estate, magari cedere uno della stessa posizione che non serve tanto e sbloccare il trasferimento. Poi Rachmani rinnova il suo contratto con il Napoli a 4 milioni di euro, 1 milione in più. Se vi ricordate ne ho parlato a inizio mese e siamo alle firme. Il Napoli e il giocatore hanno rinnovato ieri sera tardi, fino al 2029, perché Rachmani aveva il contratto in scadenza nel giugno 2028. Poi Richardson to Copenaghen. Here we go.
nuovo giocatore del Copenaghen, un prestito con diritto di scatto dalla Fiorentina fissato a 9 milioni. Poi Sousa to Tottenham. We go per 15 milioni di euro. Diciamo che in questa vita ci sono stati molti unico per le varie squadre. Ultima notizia di calciomercato e poi chiudiamo qui col video. Riguarda la Lazio. La Lazio è su Edoardo Motta della Reggiana per sostituire Mandas il portiere. No, scusate, non è per sostituire Mandas, scusate, mi sono confuso, non ha tenuto. Vabbè, vuole, diciamo, incrementare questo giocatore in rosa, Edoardo Motta della Reggiana. Bene ragazzi, grazie a tutti per la visione, ci vediamo in un prossimo video, mi raccomando iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Ciao, ciao.